Quando sentiamo parlare di un ospedale, pensiamo subito al corpo, ma André Luiz descrive qualcosa di molto diverso. Nelle città spirituali esisterebbero luoghi dedicati alla cura dell'anima. Qui arrivano persone che hanno vissuto esperienze difficili sulla terra, oppure spiriti che portano ancora il peso dell'odio, del rimorso o della sofferenza. Secondo André Luiz, la guarigione non avviene attraverso medicine, ma grazie al riposo, allo studio, all'aiuto fraterno e a un lento rinnovamento interiore. Ogni persona riceve il tempo necessario per ritrovare equilibrio, senza fretta, senza giudizio, con infinita pazienza. Per André Luiz nessuno è considerato perduto. Ogni anima conserva sempre la possibilità di ricominciare. E forse la più grande cura è sentirsi accolti quando pensiamo di non meritare più speranza.